dal vostro Marietto Veneziano, in cui oggi parleremo di quelle persone che praticamente cadono sempre in piedi. Quelle persone che ne hanno nel DNA, nel loro karma, la grazia della Keter di, in un certo senso, avere o sempre vicino qualcuno che l'aiuta senza tregua, o proprio essere dei personaggi che riescono sempre a tirare persone propositive, persone che vogliono il bene di quella persona. E prima di iniziare questa pillola, però, il vostro Marietto Veneziano vi vuole chiedere di iscrivervi al canale del Degarda e Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Face, di chiederci anche l'amicizia, chiaramente, e di scaricare gratis gli ebook che ci sono nel sito capitano.altervista.org. Buongiorno Pierluca, grazie di avermi salutato. E anche se volete ci sono anche nel sito capitano.altervista.org ciao Chiara, grazie di avermi salutato. Ci sono dei, come si suol dire nel shop, dei servizi che il Degar Marietto Veneziano propongono. Ma adesso parliamo un po' di queste benedette persone, no? Che purtroppo però si dividono in due branche. Vedete, oggi sono in una zona con tanta neve, no? Ho deciso di uscire allo scoperto, di fare qualche passo con la neve. So che in Sicilia ci sono 20 gradi, però noi resistiamo per un pochino ancora qui. Bene, parliamo un po' di queste persone, no? Che ci sono due tipologie di questi personaggi. Io vi racconto di due tipologie, una da un lato e una da un altro, anzi due tipi da un lato e uno da un altro lato. Allora, il primo tipologia, ciao Maurizio Antonio, ciao Loredana. E la prima tipologia che ho incontrato nella mia vita, no? Devo dire che me l'avevano già fatta vedere qualche anno prima che l'avrei incontrata. Però vabbè, lasciamo stare, no? Mi avevano detto guarda che quella lì è così, e me l'avevano fatto vedere, ma non ci potevo credere. Perché? Perché la prima volta che l'ho testata era 14.500 bovis, quindi questa era nata con un'abbondanza di bovis e a livello vibrazionale potentissimi. Però cosa è successo nella vita di questa signora? Che era anche una professoressa, però non di scuole italiane, era una professoressa di una scuola estera, no? Questa signora forse era attaccata troppo alla materialità, eppure sembra stranissimo che una persona a 14.500 bovis sia attaccata alla materialità, ma in effetti era così. Io l'ho testata, però lei era anche una professoressa di sostegno, era attaccata molto alla materia, no? E mi ero reso conto che diceva delle barzellette, delle bugie ogni tanto, eppure diceva 14.500 bovis, no? Poi cosa è successo? Questa signora mi hanno raccontato un po' la sua vita, cioè io avevo visto che aveva 5 figli, no? E un giorno gli ho chiesto ma quanti figli ha? Lei mi diceva uno, no? Io dicevo ma è strano, deve aver sbagliato il pendolino. Poi chiaramente ho conosciuto una vicina a casa e mi ha detto no guarda che questa ha 5 figli, è sposata con un personaggio di grido, questo personaggio di grido va sempre con altre donne e lei ogni volta che può si fa mettere un figlio in corsia così che se lo tiene stretto viene mantenuta. A che io dicevo ma com'è possibile che un 14.500 bovis sia così? Dopotutto aveva tutto questo qui a livello materiale, anche fisico, aveva una bella famiglia tra virgolette, a parte il marito, insomma, da mettere un pochettino in riga. Morale della favola, ho controllato poi dopo qualche tempo la realtà ed era sceso a 2.500 bovis. Quindi questi soggetti, no? Per loro grazie nascono sicuramente con un vissuto in altre vite molto pesante, no? Chiaramente la Keter dà abbondanza a queste persone, poi queste persone quando sono nei punti chiave, no? Questa era una professoressa che poteva aiutare molte persone, soprattutto bambini con handicap, ma in realtà quando poteva si girava dall'altra parte, perché prendeva ordini di scuderia. Quindi questo soggetto qui alla fine io l'ho conosciuto a 14.500 bovis potenziali,
però alla fine si è trovato con 2500 bovis. Sotto i 2000 bovis c'è la morte, che l'ha fatta scendere così tanto, chiaramente non voleva proprio toglierla, perché sapete che queste persone servono per togliere il karma nero per la strada. Quindi questa persona qui fondamentalmente per tanti anni è sempre caduta in piedi. Ogni volta che il marito cercava di andarsene, piazzava un bel figlio in corsia ed è arrivata a 5. Capite i soggetti? No? Vabbè, questa non è un gossip, ma è una che quando l'ho misurata mi impressionava, perché dico, questa qui è come Padre Pio. Nella realtà poi controllavo altre certe cose e dicevo, questa qui, caspita, è nata con un potenziale che non avrebbe neanche distrutto una bomba atomica, eppure si è venduta la materia. Infatti c'era quel tale 2000 anni fa che diceva che la mammona era difficile, la canna era debole. Un altro caso di persone che cadono sempre, questi capite sono casi difficili, sono casi duri, sono casi, come diceva quel tipo 2000 anni fa, era meglio non nascere, perché dopo queste persone si rincarneranno a Brissago, nel paradiso Brissago, o se gli va di fortuna andranno in Siberia sottoterra. Un altro caso che mi è successo era un mio datore di lavoro, no? Un massoneria deviata però, no? Non quella sana, no? Lui si era messo massone, era praticamente un portabandiera, un prestanome. Quello lì qualsiasi cosa toccava diventava d'oro, cioè praticamente lo trasformava in un affare. Il problema di quella persona lì è che lui però era già basso di natura di bovis, no? Quindi non c'era pericolo di scappare, però ogni cosa che lui toccava diventava d'oro. Quindi chiunque l'avesse visto, no, dice, ma quello lì è un analfabeta, nel senso proprio letterale, però qualsiasi cosa che tocca riesce a fare business, no? Quei personaggi lì cadono sempre in piedi. Però che cos'è che c'è che non va in loro? Non è tanto la materialità, perché questi sono pieni di soldi, è il fatto che, no, sono seduti sulla sedia sbagliata. Ovvero, sapete, quando parlavo col capitano degli Alpini di Torino, mi diceva che la Germania avrebbe sofferto 50 anni, la Germania dell'Est, e poi si sarebbe riunificata, perché sebbene avesse avuto ragione andando in Russia, qualche peccatuccio lo aveva fatto il Führer, no? Però era il giusto prezzo per salvare tutta l'Europa. Adesso queste persone qui che cadono sempre in piedi, non è che cadono sempre in piedi in un modo illimitato, cadono sempre in piedi per 50 anni, capite? 50 anni, e ve lo dice Marietto che ne ha 58, 50 anni volano in fretta. Dopo 50 anni c'è qualcuno nei cieli che prende l'astrolabio, come si dice, pallottoliere, e comincia a fare i conticini. Poi invece ci sono da un'altra parte altre persone che cadono sempre in piedi, quelle che non sono materialisti, no? Che riescono a fare business, no? Io ne ho conosciuti alcuni che veramente, e in più sono alti anche sono rarissimi, ma sono anche alti di bovis e hanno una vita corretta. Queste persone chiaramente non è che non fanno nulla come quegli altri che praticamente prendono solo e se possono schiacciano. No, quegli altre persone fanno riti propiziatori, cioè non sono stupidi, vanno a contattare esoteristi di primo piano e capiscono che la loro grazia di Dio non è una cosa che è normale e chiedono aiuto. Chiedono aiuto, ma non per mantenere e schiacciare, ma per aiutare a costruire, per dare posti di lavoro e quant'altro. E quelli chiaramente saliranno. Certo che nella vita salire di 100 boss ci vuole una vita. Non state ad ascoltare quei spara Luna Park che dicono che mi fanno salire fino a 24.000 bovis. Quelli vi stanno bruciando il campo eterico. Però questo per dirvi che ci sono persone che cadono sempre in piedi, che magari hanno anche compagni o compagne a dipendenza che si attivano per proteggerli, per mettere in circuiti radionici, per fare riti propiziatori, perché sanno che è vero che si può sempre cadere in piedi, però bisogna sempre avere un occhio vispo verso le protezioni, perché come diceva Osho, se voi avete qualcosa, domani mattina si alza qualcuno che cercherà di portarvelo via. Quindi
questi due persone, questi due tipi di persone che cadono sempre in piedi, no? Questa professoressa che aveva una super villa, aveva una super vita, eppure andava a mendicare, rubava il posto a un'altra professoressa perché lei in fondo fondamentalmente non gli serviva il posto. Capite? Oppure quell'altro tipo che aveva ditte destra-sinistra, eppure non riusciva a fare 1+1, ma qualsiasi cosa che lui riusciva a toccare lo trasformava in... È chiaro che questo karma poi un giorno finirà. Infatti, parlando con un altro veggente, no, potentissimo, uno dei più potenti d'Italia, dicevo, quello lì è un pezzo di cioccolato, questo suo karma, ma nella prossima vita gli andrà malissimo, no? Adesso non lo si può toccare, anche perché questi tipi poi stanno togliendo il karma nero per strada. Quindi, cari amici, quando voi vedete gente che gli va sempre bene e pensate, cavolo, ma quello gli va sempre bene, come mai io non è che sono inferiore a lui? È che c'è una fetta che per karma, per forza di cose, gli andrà sempre bene fino a un certo punto e dopo gli arriverà il conticino. E c'è una fetta di persone che gli andrà sempre bene perché dovrà aiutare altri. E a quelli che invece sembra che non gli vadano sempre bene, come diceva il mio pastore, ringrazia che non va peggio, perché chiaramente noi il paradiso di Brissago non lo vedremo mai e non vedremo mai tante brutte cose che stanno vedendo persone che sono in paradiso di Brissago o magari legate in certe celle sottoterra in Siberia. Quindi il consiglio Marietto cos'è? Se potete, in questo momento vi sta andando bene, è il momento di preoccuparvi perché dovete fare riti propiziatori. E per forza di cosa bisogna fare? Perché se le fanno le multinazionali, se le fanno le chiese di Stato, uno che può permetterselo per forza di cosa deve fare, al posto che stare magari a fare il bollito, ascoltare il primo New Age che passa, è meglio che si attivi, no? È chiaro che in teoria bastano circuiti radionici Marietto, quelli gratuiti. Chiaramente però se uno ha un'attività e ha cose che fanno gola ad altre persone, no? È meglio che si attivi di conseguenza e non faccia la fine di quella professoressa che a me dispiace, però se l'è andata a cercare. Quando poteva aiutare, scusate, bambini malati, si voltava dall'altra parte per far contento il preside. E sto parlando chiaramente non di scuole italiane, ma di scuole di altre nazioni. Quindi la dritta di oggi è che quando voi potete cercate di fare, ma anche i riti propiziatori semplici che Marietto mette gratuiti sul tubo, perché vi toglieranno da questi impicci, da queste, come si dice, tranelli, se sei uno che cade sempre in piedi. Poi devo dirvi un'altra cosa, me da piccolino, quando avevo 5-6 anni, un giorno mi viene a prendere il capitano degli alpini e mio papà mi portano a casa loro, no? A casa di mio papà a Varese, e mi mettono su una sedia, mi facevano vedere persone che io avrei incontrato su Face, no? Mi ricordo una che la chiamavo la Tigrona, no? E non dico chi è chiaramente perché è già nei miei amicizie di qua di là, che il capitano degli alpini di Torino mi diceva che dovevo proteggerla, no? E mi ricordo che io avevo su una maglietta con una cosa tipo tigre, no? Mi ricordo che avevo 5 anni e dico, ma come faccio a raggiungere questa signora? Questo per dirvi che cosa? Che ci sono persone che magari in questo momento sembra che vadano male, che qualche altro gruppo esoteristico lo sta aiutando di nascosto, anche se sembra che gli vada male. Questo lo dico perché il Marietto, senza che magari quelle persone lo sappiano, ne ha aiutati tantini, no? Quindi ci sono anche quelle persone che attualmente sembra che gli vadano bene, ma c'è sicuramente qualche parte di qualche gruppo misterico che vi sta guardando e vi cercherà di aiutare in futuro. Questo perché l'ho visto io 5 anni che mi dicevano, guarda, e i nomi glieli dicevano i tibetani. Io mi ricordo che c'era il capitano degli alpini di Torino in questa stanza che ogni tanto spariva, no? Io ero piccolino, andava in Tibet, ritornava indietro e mi diceva questi nomi, mi faceva vedere quando li avrei incontrati. Io chiaramente avevo 5 anni e continuavo a piangere, mio papà mi diceva smettila di piangere. Io dicevo come faccio a trovare? Bene cari amici, questo per dirvi che ci sono due categorie di persone che cadono sempre in piedi. Quelli che si abbassano il bovis, no? E praticamente sono già nel basso astrale, quelli invece che sono intelligenti, saggi,
hanno magari un compagno e una compagna che capisce e si attiva per proteggerli. Come mi diceva il mio vecchio, io difendo il mio figlio, gli altri genitori devono difendere i loro figli. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima, ciao!